Oggi abbiamo presentato all'Istituto De Felice Olivetti di Catania un percorso innovativo di formazione, il percorso quadriennale di sistemi informativi aziendali, percorso che enfatizza le discipline informatiche, di area matematico-applicata e economico-aziendali. È un percorso quadriennale che non ha l'obiettivo di comprimere i contenuti, ma bensì di espanderli e orientarli verso le nuove esigenze del mondo del lavoro e in particolar modo a quelle previste dalla attuale situazione economica. Il percorso si caratterizza, oltre che per il taglio internazionale, per la presenza delle lingue, inglese, francese o spagnolo, e inoltre per l'attività di collaborazione sia con dei prestigiosi enti, in particolar modo sottolineo il Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di Catania, nostro partner anche in termini di predisposizione dell'attività formativa, e per la partecipazione di numerosissime imprese del settore tecnologico 5.0 del consorzio catanese. Si tratta di un diploma innovativo perché appunto vuole in particolar modo venire incontro alle esigenze di quelle che il settore in questo momento richiede, cioè di tecnici, di specialisti che abbiano in particolar modo prima una cultura imprenditoriale, poi abbiano conoscenze nel settore informatico e in particolar modo applicazioni a quelle che sono le innovazioni tecnologiche e della digital transformation. Non a caso all'interno del nostro corso prevediamo delle discipline anche a scelta al terzo e al quarto anno, orientate a una o all'altra delle condizioni che abbiamo detto prima. Faremo un approfondimento nell'ambito della digital transformation e del management applicato e dell'informatica applicata ai big data e al cloud computing e l'applicazione anche nell'ambito della matematica e soprattutto della statistica ai big data. Questa collaborazione chiaramente intrinseca con l'università e con le imprese è fondamentale e inoltre i nostri ragazzi acquisiranno anche conoscenze linguistiche specialistiche perché alcune delle discipline saranno tenute in lingua.